Amici di Verde Nord-Est, ci troviamo a Santa Cristina di Quinto di Treviso all'Agriturismo al Sile per l'assemblea dei soci della Casatella Trevigiana DOP. Io sono in compagnia, diamo il benvenuto a Lorenzo Bruniera, che è presidente del consorzio di tutela, che insomma da, mi diceva, 11 anni ha ricevuto questa DOP, ma che lavora da molto prima, circa 20 anni, diceva Presidente. Sì, per arrivare a una DOP ci vogliono circa una decina d'anni, no? Passando tra tutte le richieste, la provincia, la regione, si arriva a Roma e poi Bruxelles che ti dà il via definitivo. È una DOP molto impegnativa della provincia di Treviso, restrittiva, tutti i prodotti, la stragrande maggioranza dei prodotti deve essere dai nostri terreni, che vengono come agricoltori che producono il latte, no? Abbiamo un controllo molto ferreo e siamo anche orgogliosi di fare tutto questo perché è un bel prodotto, un buon prodotto. Come è andata quest'anno per la Casatella? Casatella Trevigiana quest'anno è andata bene, no? Siamo nonostante il calo di consumi, perché c'è un calo di consumi anche quest'anno del 4% complessivo, la Casatella tiene, è un bellissimo prodotto, sicuramente essendo locale della provincia di Treviso, no, non abbiamo tanti che ci aiutano per divulgarla, la portiamo fuori anche dalla regione, stiamo portandola a Milano, Roma, sicuramente con qualche difficoltà perché il prodotto più conosciuto è lo stracchino, però la Casatella quando uno l'ha assaggiata e l'assaggia sulle nostre dimostrazioni che facciamo quando andiamo nei supermercati, quando andiamo nelle fiere, e sostanzialmente se la chiedono dove la possono trovare, perché è un prodotto, io vi dico tranquillamente, le famiglie, quelle che la cominciano a consumare, anche quando fanno una festa, non può mancare una Casatella con l'acciuga, con l'olio, con l'oliva, è un qualcosa di meraviglioso. Anche sulla pizza, Presidente. Anche sulla pizza, perché la pizza è molto leggera, è un qualcosa di sopra, bellissima, bella da assaggiare, da sentire il profumo che c'ha. Quindi un prodotto versatile in cucina. Presidente, vi vediamo presenti a fiere, iniziative, manifestazioni. La Casatella sarà uno dei formaggi protagonisti di un evento. Possiamo dare un'anticipazione agli amici che ci seguono da casa? L'evento La Notte Bianca del Gusto ci sarà anche quest'anno perché è un punto di riferimento per la latteria sicuramente di Soligo, e lì auspichiamo che la gente arrivi, no? Non abbiamo deciso la data, ma dovrebbe essere l'ultima di giugno, prima di luglio. Quelle sono le date che lo facciamo in concomitanza con la primavera del Prosecco, perché questo si fa assieme a questo nobile vino, ormai io lo chiamo nobile e me ne scuso per altri che sono più blasonati, ma nobile perché è faticoso, è buono, dalle colline della nostra marca trevigiana, è qualcosa di splendido. Casatella Trevigiana che si presta a tutto, si presta nel risotto, si presta in qualsiasi cibo che uno vuole metterla, perché è un prodotto delicato, un prodotto che è buono, nello stesso tempo una leggera acidità, ma nello stesso tempo dolce, no? Per chi non l'ha mai assaggiato, no? Lo invito ad provare perché è un qualcosa di veramente splendido. Presidente Borga, questa è un'occasione anche per fare un po' il bilancio, il punto della situazione per quanto riguarda il settore del latte. Proprio in questi giorni stiamo partecipando alle assemblee delle nostre cooperative e, diciamo la verità, stiamo passando un periodo che è molto meno pesante rispetto a un anno fa. C'è qualche spiraglio, abbiamo i grana che sono il traino dell'economia agricola italiana che vanno molto bene, per cui c'è anche di riflesso un riscontro positivo anche per le altre produzioni. Il pericolo è sempre lo stesso, le grandi produzioni del nord Europa. Quando noi produciamo per i nostri formaggi vediamo risposta agli allevatori, quando ci arriva prodotto dall'estero vediamo i prodotti che vengono massacrati sotto il punto di vista proprio delle vendite. Spero che questa situazione possa durare perché dà un attimo di ossigeno ai nostri allevamenti.